Amici di Volley Veneto Menacus, si sta avvicinando l'ora fatidica delle ore 20 quando inizierà questa incredibile sfida tra due formazioni che stanno giocando in un periodo caldo della stagione. La Volley Veneto Menacus a 22 punti, Union Carpi a 19, in nono e decima posizione. Ricordiamo che dalla decima posizione in poi si retrocede, quindi sarà una partita quasi da dentro e fuori, nonostante manchino ancora alcune giornate alla fine del campionato. Queste due formazioni questa sera si stanno giocando veramente in quasi tutto per tutto. Non abbiamo ancora gli starting six delle due formazioni, ovviamente, però abbiamo comunque il roster delle due squadre, quindi andiamo subito a leggere il roster della squadra ospite dell'Union Carpi, partendo dal numero 3 Giuseppe Paletta, con il numero 5 Riccardo Martelli, con il numero 6 Michele Grassano, con il numero 7 Matteo Lorenzini, con il numero 8 Maxim Shepeliuk, con il numero 9 Giovanni Massa, con il numero 10 Simone Bonante, con il numero 11 Graui Ayman, con il numero 16 Davide Vicino, con il numero 17 Giulio Corbettini, con il numero 18 Filippo Delà, con il numero 22 Giulio Santini, con il numero 23 Lorenzo Orlando, con il numero 76 Riccardo Porta, allenatore Santini, secondo allenatore Bellini. E adesso andiamo alla squadra di casa Volley Veneto Menacus, dove con il numero 1 questa sera c'è in campo Luca Bellini, con il numero 2 Niccolò Portolan, con il numero 3 Mattia Sarpogli, con il numero 5 Davide Gatti, con il numero 6 Giulio Romagnoli, con il numero 7 Alberto Magaini, con il numero 8 Mirko Testarossa, con il numero 9 il capitano Cristian Bergottini, con il numero 10 Paolo Guardavascio, con il numero 11 Michele Viola, con il numero 12 Davide Pietroni, con il numero 13 Alfredo Tommaso, con il numero 17 Piercarlo Giona e con il numero 18 Daniele Cro, allenatore ovviamente Adriano Pilla. Siamo comunque, ecco, si stanno preparando gli ultimi 2 minuti del servizio, poi ci sarà la presentazione delle due squadre con l'applauso del pubblico che sta pian piano arrivando in quel di Bartolino in una giornata molto molto calda. La palestra comunque è ancora vivibile, le due formazioni adesso si stanno toccando durante le panchine per la presentazione e ovviamente vi daremo gli start sulle due squadre appena saranno a disposizione del sottoscritto.
Ecco gli starting six delle due formazioni, con il numero 6 lo schiacciatore Michele Grassano, con il numero 7 l'altro schiacciatore S2 Lorenzini Matteo, con il numero 10 il palleggiatore Simone Bonante, con il numero 23 il centrale Lorenzo Orlando, con il numero 11 Darelli Ainan, l'altro centrale, con il numero 76 l'opposto Riccardo Costa, libero ovviamente il giocatore numero 3 Paletta Giuseppe, risponde alla formazione di Volley Veneto Benacus con il palleggio di Davide Pietroni in opposizione a Mirko Testagrossa. Schiacciatori abbiamo il giocatore numero 3 Mattia Ciappogli e il numero 7 Alberto Magalini, centrali Cristian De Agostini e Giulio Romagnoli, libero Michele Viola, al servizio proprio Alberto Magalini. E tutto è pronto per iniziare questo match. Alla rete 1-0 per la formazione di Carpi, errore al servizio di Alberto Magalini, al servizio invece andrà per la formazione di Carpi numero 23 il centrale Lorenzo Orlando. Battuta in plot, buona ricezione di Michele Viola. Mirko a testa grossa, mette giù il pallone dell'1 pari. Attacco da posto 2 dell'opposto di Volley Veneto. E al servizio il capitano di Volley Veneto, il giocatore con il numero 9, Cristian De Agostini. Ecco che si può ricominciare a giocare. Buona la ricezione di Carpi che attacca da posto 4. Una buona diagonale del giocatore numero 7 Lorenzini Matteo, mette dall'altra parte del campo il pallone del 2-1 e fuori dal campo l'opposto porta Riccardo, si prepara a rimettere in gioco il pallone 2-1 per la formazione ospite. Michele Viola, ancora Mirko a testa grossa che cerca la mano esterna del muro e porta in equilibrio ancora il match, permettendo così al giocatore numero 8, proprio Mirko Testagrossa, l'autore del punto, di uscire dal campo per la sua rimessa in gioco. Buona ricezione di Carpi che ha deciso di buttare la palla di là. Free ball per Volley Veneto. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Non viene chiamato il tocco di Mattia Cercoli, non viene attaccato il tocco avversario abbastanza palese. 3-2 per la formazione ospite. A mio parere c'era il tocco avversario, l'arbitro non è di questo avviso e come sappiamo l'arbitro ha sempre ragione. 3-2 per Carpi, al servizio il giocatore con il numero 7 Lorenzini Matteo. Free ball nel campo di Carpi. 4-2 per Carpi, grande attacco da posto 4. Che cerca di allungare subito la striscia in questo primo set. Magalini ha sbagliato la ricezione. 5-2.
Parte fortissimo Carpi, che vuole assolutamente riagganciare in classifica. Volley Veneto Benacus. Free ball nel campo ancora del Carpi. 7-2. Bell'attacco da posto 4 e time out chiesto subito dalla panchina di Volley Veneto. Trenta secondi di pausa. Ritornano in campo le due formazioni, 7-2 per la formazione di Carpi. Lorenzini, Matteo al servizio, la palla ancora nel campo di Carpi, ancora difficoltà nella ricezione per la palla Veneto. E questa volta l'Euro di Giulio Romagnoli, di Mattia Cerpogli, è attento. (7-3) al servizio Giulio Romagnoli. Pallone corto, buona la ricezione di Carpi che cerca un primo tempo, la palla non passa. Questa volta Porta non riesce a buttare il pallone di là. 4-7. E ancora Mattia Cerpogli al servizio. Pallone fuori. 4-8. Al servizio il giocatore con il numero 11 Garadui Aimar. Quattro a 9. Cinque a 9, attacco di Magalini da posto 4. Al servizio Romagnoli. Muro a 2 di De Agostini e Pietroni, 6 a 9. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. Non interviene la difesa sul tocco muro a 2. Fermi sulle gambe i ragazzi di Adriano P, 6 a 10. Al servizio il giocatore con il numero 10 Volante Simone, il palleggiatore.
pallonetto di Magalini, 7-10. E Pietroni. Ancora il muro efficace. Bella lungolinea del numero 76 Porta. 7-11. No, scusate. No, di Grassano era, scusate, era Grassano. Ho sbagliato io. Ancora Carpi con il numero 76 Porta, 7-11, 7-12. Qualche polemica da parte di Volley non ho capito il motivo. Probabilmente hanno visto una probabile irregolarità. Il ragazzo di Adriano Fino. Ancora Grassano al servizio. Sette a 12, 7 a 13, scusate. Set 8 a 13, Magalini, pallonetto. E Magalini ritorna sul turno di servizio. Ace Magalini. Questa volta la palla di Magalini cade sulla rete. 9 a 14. Al servizio il numero 23 Orlando. Errore anche di Orlando. 10 a 14. Cristian De Agostini fuori dai 9 metri. Muro di Verona con Testa Grossa e il numero 6 Giulio Romagnoli. 11 a 14. Bravo ancora De Agostini ed è un ace di Cristian De Agostini. 12 a 14.
Palla nel campo di volley Veneto. Questa grossa viene murata, 12-15. Il servizio porta, buona la ricezione. No. a 16, viene chiamata in evasione. Ancora parte il servizio, 12-16, dopo le polemiche si ricomincia a giocare. 12-17, collegato in questo momento l'attacco di volley Veneto, distratti i ragazzi di Adriano Pino che permettono a Carpi di allungare. 12-17. Invasione al muro. 13-17, invasione a muro di Carpi che permette ai ragazzi di Adriano Pino di accorciare. Mirko testa grossa al servizio. La palla ancora nel campo di volley Veneto. Questa volta Davide Pietroni, dopo il cambio di risultato di primo posto. Grande attacco da posto 3 di Pietroni che invece di palleggiare si è trovata la palla perfetta per mettere giù il pallone. Ancora Mirko testa grossa al servizio. Pallone lungo di testa rossa, errore 15-14-18. Sostituzione intanto nel campo della formazione ospite, escono il 76 Porta e il numero 10 Bonante, entrano il numero 18 Velon e l'altro palleggio, se non erro, il giocatore numero 16 di Davide di primo Davide. Attacco del giocatore, palla fuori, 15-18, errore in attacco. Andiamo
Primo nel campo di volley Veneto. Al Marco Magalini mette la palla del 16-18. 16-18, time out per la formazione di Carpi. (16-18), Manchester toglie il servizio e viene chiamato Ace, 17-18, Ace per volley. Volley Veneto si porta a -1 dalla formazione ospite. Free ball nel campo di Carpi, ne approfitta il giocatore numero 11 Verawi, 17-19. È proprio l'autore del punto, spero di pronunciarlo giusto, Verawi, 17-19, si prepara alla rimessa in gioco. La palla nel campo di Carpi, la palla ancora nel campo di Volley Veneto. Viene chiamata fuori, protestano, cartellino giallo Adriano qui. E viene finalmente concesso questo time out. Pallone molto discusso con l'attacco di Magalini da posto 4 che ha permesso sempre di andare sui 20 a 17. Ancora discussioni.
Vediamo quanto si potrà ricominciare a giocare. È entrato il giocatore numero 10 Paolo Guardavasto al posto di Mattia Carpogli. 17 dice 18 a 20, errore al servizio di Gorui. Attacco 18 a 21 da posto 4. Per Carpi, scusate, mi ero fermato a scrivere quello che era successo con i cambi eccetera eccetera. È uscito per foglie ed è entrato il giocatore con il numero 10 Paolo Guardavai. Al servizio Carpi. Attacco ancora di Magalini. 18, 19 a 21. Il pallonetto in posto 4 che ha messo in difficoltà la difesa di Carpi. Davide Pietroni al servizio. Questo primo set 19 a 21. Pallone molto forte di Magalini sulla mano alta del muro, 20 a 21. Ancora Davide Pietroni al servizio. Ricambia la diagonale, cioè rientra il giocatore con il numero 66 porta. La palla nel campo di volley Veneto. Murato l'attacco di De Agostini. 20 a 22. Al servizio il giocatore numero 6 Michele Grassano. Pallone potentissimo di Magalini, 21 a 22 da poco 2. Ventuno a 23, scusate. E time out chiesto ancora dalla panchina di Carpi.
25-24 per Volley Veneto Venatus. Sembra essersi sistemato tutto il problema che c'era sul cartellino. Un errore di quarto tocco della formazione di Carpi, abbastanza banale scusate, tra lo schiacciatore e il centrale che hanno toccato entrambi il pallone d'attacco. Cristian De Agostini ha permesso alla formazione veronese di andare sui 25 pari. È successo un po' di tutto. 25 pari. Altre contestazioni dei veronesi. Venticinque pari. Piazza al servizio. Pallone fuori, 26-25 Volley Veneto. Mirko Testagrossa al servizio. Entra Daniele Croa al posto di Davide Pietroni. Ventisei a 25. Errore al servizio, 26 pari. Carpi al servizio, 26 pari. Attacco di Magalini, 27-26. Mattia Cerfogli al servizio. Cerfogli, 28-26. Zona di conflitto. In un set dove praticamente abbiamo visto di tutto e di più. Noi ci prendiamo 3 minuti di pausa mentre le due squadre cambiano campo. Ricordiamo 28-26, fine primo set. Volley Veneto 1, Carpi 0.
Ritornano in campo le due squadre, ricordiamo il primo set vinto da Volley Veneto per 28-26, in questo secondo set vediamo se ci sono novità nella formazione di Volley Veneto, assolutamente no, Pietroni in posizione a testa grossa, Magalini per poi gli schiacciatori, zona centrale del campo con Cristian De Agostini e Giulio Romagnoli, libero Michele Viola. Sto guardando se anche dall'altra parte ci sono dei cambiamenti, mi sembrerebbe di no. No, la stessa formazione del primo set. Con Marti al servizio, con il giocatore con il numero 7 Lorenzini Matteo. L'attacco del giocatore con il numero 6 Grassano è fuori, 1-0 per Volley Veneto. Da posto 4, ha cercato l'angolazione, ha cercato la rete. Giulio Romagnoli al servizio. Primo tempo. Dal primo tempo del giocatore con il numero 11 Garouni. Proprio l'autore del punto fuori dai 9 metri per il suo tiro di servizio. Pallone lunghissimo. 2-1 Volley Veneto. Davide Pietroni fuori dai 9 metri, anche lui il palleggiatore di Volley Veneto. Alla rimessa in gioco. Errore in primo tempo del giocatore numero 23, il centrale Lorenzo Orlando, che la butta fuori. 3-1 Volley Veneto. Stavolta la palla di Pietroni è lunga, 3-2. Pari, caduta male la palla di Viola, 3 pari. Questa volta il pallone fuori, 4-3 Volley Veneto. Alberto Magalini, palla sulla rete, 4 pari. Al servizio Michele Grassano. Cinque a 4 per Carpi, viene chiamata un'invasione. Rubo nel campo di Volley Veneto. Errore di attacco di Mirko Casagrossa. 6 a 4.
Aspetta si spenta la spinta che aveva Voli Veneto nel finale del primo set, che ha permesso la formazione di Fini prima di raggiungere e poi superare sul finish, sul proprio finish. Batti e ribatti da una parte e dall'altra. Caricatissimo Pietroni, ha cercato 2 volte di salvare il pallone. Sette a 4. 8 a 4, ace. Time out, chiesto dalla panchina di Voleibol. Trenta secondi di pausa. Gli rientrano in campo le due formazioni, siamo sulla 4-8 della partita Benino, la formazione di Adriano, fino alla spinta del finale di set, poi si è un pochino spenta, permettendo a Carpi di andare avanti di 4 punti, grande difficoltà nella ricezione da parte dei veronesi. Muro su Sartoni, 4-9. De Agostini, 5-9. Abbiamo segno il servizio. Bell'attacco in lungo linea del numero 76 Porta. 5-10. Al servizio del giocatore numero 23 centrale Lorenzo Orlando. Errore al servizio 6-10. Mirko testa grossa al servizio. Palla out. 7-10. Ancora testa grossa al servizio. Di Mattia Sartoni, 8-10. Bel muro dei Sartoni. Ancora testa grossa al servizio. Sartoni
con pallonetto che mette in difficoltà la difesa di Carpi. Ancora terza volta al servizio. E questa volta Porta mette la palla forzandola sulle mani di Serpolli. Sostituzione della diagonale, palleggio opposto per la formazione di Carpi. Esce il 76 ed il 10 entrano il giocatore numero 16 e il giocatore numero 18. Palla nel campo di Carpi con la possibilità di attacco. Attacco da posto 4, 9 a 12. Ancora il giocatore numero 16, Davide Di Primo, il secondo palleggiatore alla servizio. E il primo su 9 a 13. Il servizio Mattia Serpolli. Attacco dell'opposto numero 18, il giocatore Delon che porta 10 a 14. Al servizio Lorenzini. Ribola nel campo di Carpi. Errore nel campo di Magalini, 10 a 15. Dieci a 15, secondo set, 28 a 26 il primo per Volley Veneto. E questa volta Magalini con tutte le sue potenze mette giù l'attacco, 11 a 15. In tutta la sua rabbia butta il pallone in attacco da posto 4. Nulla possono gli avversari. E Giulio Romagnoli fuori dai 9 metri per il suo servizio. Butta la palla a rete Romagnoli, 11 a 16. Mattia Serpolli, 12 a 16.
Davide Pietroni al servizio. (13 16). Magalini imposto il muro di Carpi, che ha intercettato il pallone, ma la palla era caduta nel campo di Carpi, scivolando sul corpo del giocatore che aveva messo il muro, le mani a muro. Il troppo spostato dall'asse ha permesso a Magalini di andare sul -3, 13 16. Ancora Davide Pietroni al servizio. Questa volta il lungolinea è efficace dell'attacco da posto 2. Sostituzione. Esce il giocatore numero 18 ed entra il giocatore numero 76. Esce il giocatore numero 16 ed entra il giocatore numero 10. Ritorna alla diagonale titolare. 13-17, no, 13-18. Errore di testa grossa, time out che è sulla fine. 30 secondi di pausa. De Agostini, 14-18. Magalini al servizio. Errore di Magalini, 14-19. Entra il giocatore con il numero 10, Guardabasso, al posto di Magalini. E per Togli poi 14-19. Cristian De Agostini al servizio. (15-20). Esce il 23 ed entra il giocatore numero 9 per Carpi. Sul 15-20 entra il giocatore numero 9
Giovanni Massa al posto di Orlando al servizio. Romagnoli 16-20. Entra Gatti al posto di Testagrossa al servizio. Entra Davide Gatti al servizio di Mirko Testagrossa. Tiro di Romagnoli. Errorissimo dell'arbitro. È il terzo errore arbitrale. È il terzo errore arbitro! Basta! È il terzo errore arbitro, basta! Siamo ancora in attesa, scusateci. Sedici a 20, stiamo ancora aspettando. Non so cosa sia successo. 16 a 21. Rientra Testagrossa per Gatti. Vediamo se adesso si può ricominciare a giocare. Praticamente sono stati fermi 5 minuti. 16 a 21. Partita abbastanza problematica per i due arbitri. Tante lamentele. Testagrossa 17 a 21.
rientra Magadini ed esce il numero 10, guarda Mascio. La palla ancora nel campo di Carpi. Free nel campo di Volley Veneto. Disposto a 21. Muro di Volley Veneto. 18-21. Muro di Volley Veneto. Partita molto spezzettata, con tante interruzioni di gioco. Mattia Cerfogli è servito. Errore di Cerfogli. 18-22. A servizio Carpi. Palla ancora nel campo, la possibilità di attacco da Carpi. Diciotto a 23. Ehi! Di Carpi, 18-24. Diciotto 19-24, errore del servizio. Il secondo pallosissimo set con un attacco in P3 per Carpi, 1 pari, 26-28, scusate, non mi ricordo più come era finito, 28-26, 19-25, 1-1.
3-2 per Voli Veneto, punto di Carpi. Quattro a 2 Romagnoli. Testa grossa al servizio. Cinque a 2 muro di Stefano. Testa rossa. Sette a 2 invasione della formazione di campo. Time out, chiesto dalla panchina di Mister Fantini.
Testa grossa ha fatto il 10,5. Dieci a 6. Espulsione di Cro. Espulsione di Cro.
rientriamo scusate qui l'assenza, rientriamo adesso in campo 14:07, rientriamo in campo, scusate, rientriamo in collegamento con la voce, abbiamo avuto problemi con le cuffie, 14:07. Al servizio Magalini. Si può ricominciare a giocare una partita veramente spallegissima, con tante interruzioni da una parte e dall'altra. Mi spiace dirlo, con una coppia arbitrale che comunque a volte non è stata all'altezza della situazione. Un match così delicato. 14-8, attacco da posto 4. Efficace. Attacco di Carpi da posto 4. Terpoli, 15-8. Quindi 19. Ancora Terpoli. Esce testa grossa dentro ragazzi. Al servizio. a 10 Romagnoli.
Per Foglia il servizio. Diciassette a 11. Magalini 17 a 12. Diciassette a 13. Romagnoli. Diciotto a 14. De Agostini 19 a 14. Venti a 14 Magalini. Ace 21 a 14. Ventuno a 15. Esce il giocatore numero 6 ed entra il 9. Esce Grassano ed è entrato Mazza nella fila del campo. 21 a 15.
16. Grande punto, 22-17, Magalini. Errore al servizio di Magalini. Questa grossa out. Time out. 30 secondi. Cercogli. Rientriamo in campo 19-22. Testa grossa. Al servizio Cristian De Agostini.
Cribone, campo di volley Veneto. Perfogli sbaglia il pallone del possibile 24, 23-20. Time out. Romagnoli 24-21. La chiede Perfogli 2-1 il terzo set. 2-1 per Volley Veneto, 3 minuti di pausa.
2-1 Volley Veneto contro Carpi, parziali 26, 28-26, 19-25, 25-22, frutto di una partita molto fallosa, bruttissima, però molto importante dal punto di vista dei punti, perché stiamo veramente giocandoci la Serie B tra queste due formazioni. Primo punto del quarto set, Cristian De Agostini, 1-0. Al servizio proprio l'autore del punto, il capitano Cristian De Agostini. Alla rete, 1 pari. Errore anche di Carpi, 2-1 per Volley Veneto. Mirko testa grossa. 2 pari. Un altro errore al servizio di Carpi, 3-2 per Volley Veneto. Per foglia il servizio. Mura su Magalini, 3 pari. Quattro a 3 per Carpi, errore di Magalini. Romagnoli, Murato. Cinque a 4, errore al servizio. Giulio Romagnoli. Cinque pari. Tocco a muro. Magalini da posto 4. Ancora Giulio Romagnoli al servizio.
6 pari. Sette a 6, Magalini. Sette pari. Invasione di De Agostini. Otto a 7 per Carpi, viene chiamato out il muro. Ma si ripete il punto? 8, era 7 a 8, 7 pari prima, 7 a 8. No, 7 a 8, scusate, un po' di confusione, 8 a 7 per Carpi. Testa grossa, 8 pari. Magalini al servizio. Palla out. Otto, 9 a 8. Dato il sito giocatore con il numero 5 Martello per il 23 Orlando. Palla out, 10-9.
Free nel campo di calcio. 12-9. Romagnoli 10-12. Dieci 13. Carpogli 11-13. Scusate. Quindici 14. Dodici 14. Magalini. Dodici 15. Alla out 13-15. Tredici 16. Tredici 14-16. Testa grossa. Punto su break.
Eric Magalini. Quindici a 17. Sedici a 17. A 16. Ancora più 2 per Carpi. Ricordiamo il punteggio dei set 2-1 per Volley Veneto. Diciassette a 18. Testa grossa al servizio, entra Cropper Pietroni. Il pari, testa grossa. Errore al servizio, 19 di 18, 19. Per Fogli, 19 pari. A 19. Doppia sostituzione ancora per il Carpi.
Quindi cambio palleggio opposto per Carpi sul 19-20. Magalini, 20 pari. (21-20), Volley Veneto. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. Pari. Siamo arrivati nei momenti più caldi del quarto set. 2-1 il conto dei set per Volley Veneto, ma la posta in palio questo giro è altissimo. Magalini 22-21. Daniele Cro al servizio. Oh! 22 pari. A 22 Volley Veneto. Al servizio Alberto Magalini. Time out chiesto dalla panchina, presumo di Carpi. Tre pari. Ritornano in campo il duo titolare Porta e Bonante.
poli, 23 pari. Ventiquattro a 23 per Carpi. Sostituzione, esce il giocatore numero 15 ed entra il 23. Time out, chiesto dalla panchina di Volley Veneto. Poli, 24 pari. Entra Gatti per De Agostini. A 24. Quarto set, 2-7-1 per Volley Veneto. Siamo sul quarto set, 24 a 25. No, scusi. Pericoloso. Al servizio Carpi con il set ball per poter fare chiari i conti. Ancora per poi 25 pari.
questa grossa al servizio. C'è 25 carti. Altro set ball per pareggiare i conti della formazione emiliana. (26, 27, 25). Si andrà al tie break. Si andrà al tie break. Tre minuti di pausa.